Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli del nostro telegiornale. La strage di Altavilla Milic assolta in appello. La figlia di Barreca per la corte fu incapace di opporsi. Miriam era minorenne all'epoca dei fatti in cui furono uccisi la madre Antonella Salamone e i due fratellini. Annullata la condanna a 12 anni e 8 mesi. Catania, Maxi condanna nel processo Ombra contro la nuova cupola di Cosa Nostra, oltre 200 anni di carcere a 26 imputati. La pena più alta, 20 anni per Daniele Strano, 16 anni al presunto boss Francesco Russo. Il TAR di Palermo ha respinto la richiesta di sospensione presentata dalla società immobiliare italo-belga contro la revoca della concessione della spiaggia di Mondello. La Regione proseguirà con il bando di gara per assegnare la gestione della spiaggia ad altri operatori. La frana di Niscemi, i magistrati di Gela indagano sulle responsabilità del passato. Nelle ultime ore sentiti 2 ex dirigenti regionali della Protezione Civile. Oltre 7 raid vandalici in una scuola di Paternò nel Catanese chiusa per lavori. La preside chiede tempi certi mentre 500 alunni sono divisi in vari istituti. Calcio a Catania, Viali prepara la gara di Latina con tutto il gruppo a disposizione, trasferta vietata ai tifosi rossazzurri. Ben trovati, la strage di Altavilla Milic è stata assolta in appello la figlia di Barreca. Per la corte la ragazza, all'epoca dei fatti minorenne, fu incapace di opporsi. In quella strage, lo ricordiamo, furono uccisi la mamma della ragazza, Antonella Salamone, i due fratellini. Annullata dunque la condanna a 12 anni e 8 mesi. Desiree Ferlito. Assolta con una decisione che ribalta il verdetto di primo grado di una delle stragi familiari più sconvolgenti degli ultimi anni, la Corte d'Appello ha scagionato Miriam, la figlia di Giovanni Barreca, minorenne all'epoca della strage di Altavilla Milic. Un verdetto che cambia la lettura di una notte d'orrore, quando nel febbraio del 2024 una famiglia fu sterminata tra violenza e fanatismo. La giovane, oggi 21enne, era stata condannata a 12 anni e 8 mesi con rito abbreviato, una sentenza ora completamente riscritta. I giudici hanno stabilito che Miriam non è imputabile per il triplice omicidio in cui persero la vita la madre Antonella Salamone e i fratelli Kevin ed Emanuele di 16 e 5 anni. Accolto il ricorso della difesa, è stata applicata la normativa prevista per i minori, riconosciuta una capacità di intendere solo parziale e soprattutto l'impossibilità di opporsi agli adulti che portarono a compimento la strage. La ragazza, ritenuta inizialmente parte attiva, aveva confessato e collaborato con gli inquirenti, pur tra iniziali dubbi sulla sua attendibilità. Per Miriam è stato disposto l'inserimento in una struttura protetta fuori dalla Sicilia, dove seguirà un percorso con educatori e specialisti, sottoposto a verifiche periodiche. Il processo alla nuova cupola di Cosa Nostra a Catania, 26 le condanne. Il boss Ombra, Francesco Russo, che ha dato il nome all'inchiesta della squadra mobile, è stato condannato a 16 anni. La pena maggiore, 20 anni, a Daniele Strano, ritenuto il capo della squadra della stazione, il servizio. Oltre 200 anni di carcere complessivi per 26 imputati. È un colpo pesante quello inflitto alla nuova cupola di Cosa Nostra a Catania. Il giudice per l'udienza preliminare Maria Ivana Cardillo, al termine del processo celebrato con rito abbreviato nato dall'operazione Ombra del 2024 della squadra mobile, ha emesso una sentenza che ridisegna gli equilibri del potere mafioso etneo. 16 anni al boss Ombra, Francesco Russo, ritenuto dagli inquirenti il successore di Francesco Napoli, già arrestato nel 2026 e condannato a oltre 18 anni. La pena più alta, 26 anni di reclusione, è stata inflitta a Daniele Strano, considerato il capo della squadra della stazione. Condanne pesanti anche per gli altri esponenti del gruppo, con pene che vanno da 1 anno e 6 mesi fino a 17 anni. Il giudice ha inoltre disposto 2 non luoghi a procedere per difetto di querela e una assoluzione. La sentenza rappresenta un nuovo tassello nella lotta alla criminalità organizzata nel territorio catanese. Ci spostiamo a Mondello, respinto il ricorso della società italo-belga contro la decadenza della concessione della spiaggia palermitana. Manlio Viola.
No alla sospensione del provvedimento con il quale la regione siciliana ha revocato la concessione della spiaggia di Mondello alla società immobiliare italo-belga. Il provvedimento stesso, a firma del dirigente generale Calogero Beringhelli, resta in vigore e dunque può proseguire l'iter del bando di gara per affidare la spiaggia ad altri. Il TAR di Palermo, presidente Salvatore Veneziano, ha negato la sospensiva alla società che aveva fatto ricorso senza entrare nel merito. Il ricorso presentato dalla italo-belga non è stato neanche analizzato perché la società non sarebbe titolata a presentarlo, perché la proroga della concessione stessa affidata dalla regione sarebbe illegittima a monte per effetto della normativa europea che supera quella locale. La italo-belga non attenderà comunque la discussione del merito, ma annuncia immediato ricorso al CGA, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, che in Sicilia è l'organo di secondo grado. Secondo l'assessore regionale al territorio e ambiente Giussi Savarino, il TAR ha confermato la bontà del percorso di revoca della concessione dopo 116 anni e non a caso definisce il provvedimento di revoca plurimotivato, dice l'assessore. Adesso andiamo avanti con l'avviso per la concessione di 13 lotti per la spiaggia attrezzata che copriranno metà del litorale. Soddisfazione viene espressa anche dal deputato regionale di Controcorrente Ismaele Lavardera, secondo il quale il TAR ha confermato la correttezza della posizione espressa proprio durante la sua battaglia, quando sosteneva che già nel 2023 la Mondello Immobiliare italo-belga avrebbe dovuto lasciare la concessione. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla frana che ha colpito Niscemi. I magistrati di Gela scavano anche nella responsabilità del passato. Sono stati sentiti 2 ex dirigenti regionali della Protezione Civile. Gerry Italia. Prosegue senza sosta l'inchiesta della Procura di Gela sulla frana che 2 mesi fa ha compromesso un'ampia area del centro abitato di Niscemi. I magistrati non si limitano agli aspetti tecnici del dissesto recente, ma allargano in raggio d'azione anche eventuali omissioni che risalirebbero alla frana del 1997. Oggi, negli uffici della squadra mobile di Caltanissetta è stato ascoltato Calogero Foti, ex dirigente generale della Protezione Civile regionale. Ieri, invece, per circa 8 ore, il procuratore capo Salvatore Vella, insieme al pool di magistrati che segue il caso, ha interrogato Tuccio D'Urso, anche lui ex dirigente regionale ed ex capo della Protezione Civile. Entrambi sono stati sentiti come persone informate sui fatti. Al centro degli accertamenti non solo le cause del cedimento recente, ma soprattutto la gestione del rischio idrogeologico degli ultimi decenni. Un'indagine che punta a ricostruire eventuali responsabilità amministrative e politiche. Dopo l'audizione, D'Urso ha affidato ai social una lunga dichiarazione, sostenendo di aver documentato, carte alla mano, tra l'altro esibite per la prima volta nella trasmissione di Telecolor Il Punto, gli interventi avviati dopo la frana del 97. Secondo l'ex dirigente esisteva un piano da 180 miliardi di lire per la messa in sicurezza del territorio, poi interrotto. D'Urso parla apertamente di decisioni bloccate da politici miopi e burocrati collusi e solleva dubbi anche sull'efficacia dell'attuale sistema regionale di contrasto al dissesto, dichiarazioni che ora saranno valutate dagli inquirenti, mentre l'indagine continua a intrecciare passato e presente per chiarire se la tragedia sfiorata oggi potesse essere evitata. A Gela, doppio assalto nella notte con il metodo della spaccata, in un caso preso il responsabile. Notte di paura in città con 2 tentativi di spaccata a distanza di poche ore e un copione che continua a ripetersi in via Palazzi a pochi metri dall'ospedale Vittorio Emanuele. Un uomo volto coperto e guanti utilizza 2 martelli per infrangere la vetrina di un panificio tavola calda. I colpi vengono uditi anche da chi si trova davanti al pronto soccorso. Il malvivente riesce a entrare, stacca la cassa automatica e tenta la fuga, ma viene notato da una pattuglia dei carabinieri in transito. L'intervento è immediato. Il ladro prova a disfarsi della refurtiva abbandonando la cassa sulla strada, ma viene bloccato poco dopo. Fermato e portato in caserma, rischia ora l'accusa di furto aggravato. Intorno alle 4 del mattino un nuovo tentativo, questa volta in pieno centro storico. Nel mirino una macelleria, anche qui stesso schema. Un uomo con il volto travisato tenta di sfondare la vetrina utilizzando un masso pesante. I colpi sono violenti, ma il vetro antisfondamento resiste. Il rumore sveglia alcuni residenti che si affacciano ai balconi. È proprio la loro presenza a mettere in fuga il malvivente, che scappa senza riuscire a entrare nel locale. Purtroppo per l'ennesima volta le attività sono prese di mira, questa volta è toccata a noi. Cerchiamo un po' di vigilanza in più, cerchiamo che qualcuno appunto possa sorvegliare la zona. Le indagini sono in corso per ricostruire eventuali collegamenti e identificare i responsabili, ma il bilancio delle ultime settimane parla chiaro: almeno 8 spaccate tra tentativi e colpi riusciti, una sequenza che preoccupa e che fa salire la tensione tra i commercianti sempre più esposti a incursioni notturne. A Messina, 17 arresti eseguiti dai carabinieri per spaccio di droga, in una maxi operazione che ha decapitato una vasta rete tra il capoluogo e la costa tirrenica. Francesco Triolo.
Droga consegnata dai balconi, pagamenti nascosti nelle cassette della posta e il sistema scoperto dai carabinieri nella maxi operazione che ha portato a 17 arresti tra Messina e la costa tirrenica. Oltre 100 militari della compagnia di Milazzo con il supporto di un elicottero e delle unità cinofile hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Messina. Le accuse sono pesanti: associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di droga, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, minacce e porto illegale di armi. Le indagini avviate nel 2023 hanno fatto emergere un'organizzazione strutturata e radicata sul territorio con ruoli definiti, un vero e proprio cartello attivo tra Messina, Milazzo, Barcellona e fino alle Olie. Hashish, cocaina e crack venivano approvvigionati soprattutto nel quartiere di Gazzi, per poi essere smistati attraverso una rete di corriere e staffette. Per eludere i controlli, i pusher adottavano strategie sofisticate, consegne rapide, spostamenti studiati e persino interruzioni del viaggio nei pressi dei caselli autostradali. La droga veniva chiamata caramelle, pietra, torta al cioccolato, 4 formaggi e facevano ricorso alle applicazioni messaggistica istantanea per comunicare senza essere intercettati. Durante l'attività investigativa sono già scattati 8 arresti in flagranza e sequestrati circa mezzo chilo di droga, oltre a numerosi telefoni cellulari utilizzati per gestire le piazze di spaccio, un sistema capillare e continuo che sfruttava anche modalità insospettabili per i pagamenti e la distribuzione delle dosi. Le indagini stanno proseguendo per chiarire i collegamenti e ricostruire l'intera rete criminale. Si tratta comunque di un duro colpo allo spaccio nella fascia tirrenica, ma anche un segnale chiaro che il controllo del territorio resta una priorità. Ancora droga, questa volta dalla Calabria al Ragusano, smantellata una organizzazione. Sentiamo Veronica Barbarino. Lo chiamavano il professore e sarebbe stato lui a coordinare un'organizzazione ben strutturata dedicata al traffico di stupefacenti tra Comiso e Vittoria. Sotto di lui diversi soggetti con ruoli ben definiti e legati anche a contesti familiari locali. È quanto scoperto nell'operazione Drug Parking, condotta dalla Polizia di Stato di Ragusa e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania. Un'indagine avviata nel dicembre 2023 che ha fatto luce su un sistema organizzato che gestiva lo spaccio di cocaina e marijuana rifornendosi dalla provincia di Vibo Valentia. Diverse abitazioni, un autolavaggio e un magazzino ortofrutticolo erano le basi operative per nascondere e smistare la droga. Questa poi veniva consegnata in parcheggi e aree periferiche. Strategia studiata per eludere i controlli delle forze dell'ordine. 8 le persone finite in carcere e 2 agli arresti domiciliari. Sequestrati inoltre 16 kg di cocaina per un giro d'affari stimato in circa 2 milioni di euro. Tutti sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Uno dei provvedimenti è stato notificato a un soggetto già detenuto. Adesso ci fermiamo, torniamo tra poco. Siamo tornati in studio, andiamo nel Catanese, a Paternò. La scuola GB Nicolosi è chiusa agli studenti e però purtroppo aperta ai vandali. Pensate che sono state 7 le incursioni in meno di 3 mesi. Tonino De Mana. Chiuso agli studenti e al personale scolastico, preside compresa, aperto a ladri e vandali che hanno depredato e distrutto ogni cosa. Questo il primo paradosso. Il secondo è ancora più assurdo. La scuola in questione, la GB Nicolosi di Paternò, è un cantiere aperto per interventi finanziati con fondi PNRR. Fine lavori 30 marzo 2026. Noi avevamo come termine detto che il 30 marzo sarebbero ultimati, non sono per nulla ultimati, addirittura sono veramente al di là dell'essere ultimati, principalmente non abbiamo un termine preciso. All'inizio ci hanno detto a giugno saranno ultimati, non si sa se finiranno a settembre. Cantiere off limits a tutti, tranne che ai teppisti. Da queste parti si contano 7 raid vandalici in meno di 3 mesi. Oltre a 40 PC rubati, arredi devastati, estintori svuotati e tanto altro, qui si ruba per necessità e si distrugge per gioco. Questo cavolo quanto costa? Quasi 2.000 euro, ma anche gli armadi hanno distrutto le ante proprio appositamente e non si possono più recuperare gli armadi. La preside chiede tempi certi per l'apertura della scuola, visto che i suoi 500 alunni sono sparpagliati ovunque. Sono collocati dovunque, anche in aula docenti, anche in uno spa, anche nel corridoio ce l'abbiamo collocata una classe e addirittura il lunedì che l'ARS non ci può dare i locali abbiamo 4 classi insieme che fanno lezione tutti insieme nel salone. Oltre all'intervento in corso ed in
In alto mare la scuola è beneficiaria di un ulteriore finanziamento per efficientamento energetico, bando ancora da espletare, quanto basta da mettere in dubbio anche la prossima data di settembre, quando la campanella suonerà, ma non in questo plesso. E adesso ancora Catania, controlli nelle macellerie della zona della Fiera cittadina, sanzioni e merce sequestrata perché tenuta nella sporcizia più totale. Orazio Longo. La carne era custodita in un deposito particolarmente sporco, tenuta a terra vicino a detersivi, tra cui alcuni corrosivi e pericolosi per la salute. Maxi sanzione da 9.000 euro e sequestro della merce. È il risultato di uno degli interventi dell'operazione di controllo coordinata dalla polizia a Catania e tesa a garantire la sicurezza della filiera alimentare. Sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti, per multe complessive di 42.000 euro, alcune macellerie della zona di Piazza Carlo Alberto, ristoranti e rivenditori ambulanti. Uno di questi, sprovvisto di tutte le autorizzazioni, nella zona del mercato tradizionale vendeva pesce tenuto su un bancone senza ghiaccio e senza impianti di refrigerazione, in un momento della giornata caratterizzato da temperature al di sopra dei 20 gradi. Parte del prodotto è stato trovato in vasche con acqua sporca. L'uomo è risultato anche percettore di reddito di inclusione, beneficio che è destinato ad essere revocato perché sorpreso mentre lavorava. In un caso poi si è provveduto a chiudere l'attività in quanto, nonostante i precedenti controlli, le sanzioni e le prescrizioni dettate, il titolare è stato colto nuovamente a commettere gli stessi illeciti. Mentre l'ispettorato del lavoro ha individuato 2 lavoratori non regolarizzati ed è stata disposta la sospensione dell'attività imprenditoriale fino a quando non verranno regolarizzati i dipendenti e non verrà pagata la sanzione di oltre 10.000 euro. Ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi torneremo con il calcio, con il Catania. E adesso veniamo al calcio con il Catania che si prepara per la trasferta di Latina. Sentiamo. Un'avversaria che ha necessità di punti per allontanarsi dalla zona calda dei play-out, un Catania che invece vuole consolidare il secondo posto in classifica. La settimana che porta alla partita di Latina per il rosso-azzurro è nata con la consapevolezza che sabato pomeriggio non si troverà di fronte una squadra con la pancia piena, anzi la sconfitta di Cosenza non ha aiutato la squadra di Gennaro Volpe a compiere lo scatto in avanti. I laziali, al di là di ciò che dice la classifica, però sono formazione insidiosa che pure sempre è arrivata in finale di Coppa Italia e la prossima settimana si giocherà proprio al Francioni il titolo col Potenza. Quindi motivazioni su motivazioni, ma anche stanchezza per un Latina che sta giocando ogni 3 giorni. Il Catania ci arriverà dopo il pari col Casalano, invece che ha segnato il debutto in panchina di William Viali. L'ex tecnico di Cosenza Reggiana ha già dato la sua impronta sul sistema di gioco, passando alla difesa a 4 e schierando giocatori di chiara propensione offensiva come Lunetta, Jimenez e Bruzzaniti, che sono stati chiamati ad agire alle spalle di Catturano. Un sistema che dovrebbe essere confermato, magari puntando anche su Cicerelli, ormai parte integrante del gruppo, rientrato nel finale della partita di lunedì, appena qualche minuto, ma pian piano dovrebbe avere più spazio. Alla Latina non ci saranno assenti ulteriori rispetto agli infortunati di lungo corso, ci sono invece 2 diffidati in più, Jimenez e Di Tacchio, che si aggiungono a Casasola. Trasferte vietate a Latina ai tifosi del Catania. La decisione nasce dalla recente rissa tra ultrarossazzurri avvenuta nei pressi di Piazza Europa, seguita poi da una spedizione punitiva di Piazza Castello Orsino. Il divieto di vendita dei biglietti riguarda i residenti in Sicilia. Ed è con questa notizia che si chiude questa edizione di Sicilia 24. Tutti voi grazie per averci seguito. Vi lascio adesso alla rassegna stampa curata da Marco Carli.